Buonasera e ben trovati a questa edizione di Focus TG. Iniziamo con un incidente stradale, non perché ci piaccia fare la sommatoria di incidenti stradali così come esercizio di cronaca, ma perché per noi ogni incidente stradale è una ferita nel tessuto della nostra regione, nella vita non solo delle famiglie ma di intere comunità. Il costo oltre che umano e sociale altissimo e questa è una strage che è quotidiana purtroppo e, come spesso accade, coinvolge anche molti giovani, in questo caso una ragazza di 25 anni. Erano le 22 circa quando domenica sera l'auto di Sara Micheli, 25enne di Mestre, si è scontrata con quella proveniente dalla direzione opposta, in via Caltana, Santa Maria di Sala. Questo è il punto di via Caltana in cui è avvenuto l'incidente. Le due auto si sono scontrate frontalmente. Per Sara non c'è stato nulla da fare. Sara stava percorrendo la via in direzione Mirano. Davanti a lei l'auto guidata dal fidanzato che in quel momento avrebbe eseguito un sorpasso. La ragazza l'ha seguito, ma mentre lui sarebbe riuscito a rientrare nella corsia, la 25enne si è trovata davanti l'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta con 3 ragazzi a bordo che per cercare di evitare l'impatto hanno carambolato finendo nel fossato. Ad avere la peggio la 25enne rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118, ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ferite lievi per i 3 ragazzi a bordo dell'altra auto trasportati all'ospedale di Dolo. Hanno una prognosi di 8 giorni. Il giovane alla guida, un 27enne di Mirano, è stato sottoposto come da prassi all'alcol test. Sara Micheli viveva a Mestre con la mamma e 2 fratelli, era la più piccola. Gestiva insieme al fidanzato il bar Ciringhito dietro Piazza Ferretto. Nel marzo 2018 aveva perso il papà, ex lavoratore a Porto Marghera. Non è la prima volta che in via Caltana qualcuno perde la vita. Poco distante, al luogo dove è morta Sara, solo 3 mesi fa aveva perso la vita Lucia Tornabruni. Esistono dunque strade maledette, sicuramente esistono strade pericolose, ognuno però deve fare la sua parte e questo quello che ricorda il sindaco di Santa Maria di Sala. È una strada maledetta, è una strada che sta mietendo morti e purtroppo le nostre funzioni da amministratori piuttosto che da persone che dovrebbero aiutare questi percorsi non hanno le mani un po' legate. Le spiego perché. Noi dopo 40 anni stiamo facendo una pista ciclabile che parte dalla Madonna Mora fino all'entrata dell'autostrada di Scaltenigo insieme con il comune di Mirano e in collaborazione con la città metropolitana. Questo con la pista ciclabile non è che questo incidente sarebbe stato evitato, perché un doppio sorpasso in una zona in cui non si può sorpassare, e come è avvenuto l'incidente, anche se c'era una strada a 4 corsie, quelle cose non si devono fare. Ma oltre a questo noi parliamo per migliorare. Profondamente toccato dall'incidente in cui ha perso la vita Sara Micheli, il sindaco di Santa Maria di Sala, che domenica si è recato sul luogo dell'incidente in via Caltana, lancia un appello. Invito il sottoscritto per primo, il sindaco Brugnaro, la Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano, di cercare di far prima possibile a mettere i ferri in acqua per cominciare quest'opera, che farà una pista ciclabile, e cercheremo anche di quel che è possibile, allarghiamo un po' quella carreggiata che non solo è teatro di tanti incidenti, ma mettiamo in sicurezza una strada per le nuove generazioni, per cercare di far sì che questi episodi possano avvenire sempre meno. Dobbiamo assolutamente far squadra per cercare di trovare risorse necessarie per far sì che queste strade, specialmente la via Caltana, questa dove c'è stata ieri sera l'incidente, e la via Desman, sono 2 strade del nostro comune in cui troppo spesso sono teatro di incidenti mortali. Dobbiamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare tutti insieme. Uno da solo non ce la fa.
L'appello però va anche agli automobilisti, soprattutto quelli più giovani. Sono strade pericolose, noi cerchiamo di dirlo a più voci, ma soprattutto per i ragazzi giovani. Ragazzi, andiamo piano, ne va della nostra vita, delle nostre famiglie, tutti insieme dobbiamo fare l'opera. Se qualcuno si chiama fuori non ce la faremo mai. Le strade in Veneto, sappiamo, hanno il problema di grande affollamento di veicoli di ogni genere, veicoli industriali, anche di trasporti eccezionali. Trasporti eccezionali significano anche pericoli eccezionali. Guardate cosa è successo oggi a Rosà. Traffico in tilt all'ora di punta a mezzogiorno lungo la statale che da Bassano porta a Rosà poco dopo lo svincolo all'uscita della superstrada. Un trasporto eccezionale ha perso sulla carreggiata un grosso serbatoio vuoto, perdendo un filo di giunzione che lo teneva ancorato al mezzo e paralizzando di fatto il traffico. Molto complesse le manovre di ricaricamento del grosso serbatoio che hanno richiesto una gru, abili operai, proprio per posizionare il pesante carico perduto accanto all'altro serbatoio trasportato. Pare che quanto accaduto sia stato dovuto alla manovra di curva che in salita porta proprio ad uscire dalla superstrada per immettersi sulla statale. Il serbatoio avrebbe risentito del proprio peso con l'inclinatura della curva, andando a forzare quindi le pesanti cinghie e cadendo qualche decina di metri più avanti, per fortuna senza gravi conseguenze. Sul posto gli agenti della Postrada di Bassano, ai quali si sono aggiunti i colleghi della polizia locale in ausilio per regolare il traffico, intervenuti anche gli uomini dell'ANAS. È un grave incidente sul lavoro nell'azienda Pittarello, nota per le scarpe, in zona industriale a Padova. Un tir che stava trasportando appunto scarpe mentre effettuava la retromarcia per entrare in magazzino ha travolto uno degli operai, un uomo di 56 anni residente a Legnaro. Gravissimo. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno portato l'operaio in ospedale, dove si trova ricoverato in rianimazione. Intervenuti anche i carabinieri e naturalmente, come sempre in questi casi, i tecnici dello Spisal. Ma parliamo di economia perché i temi della situazione in Veneto sono stati affrontati da Confindustria Veneto oggi. Il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, arriva a Mogliano per il convegno organizzato dalla CISL sulle imprese locali acquisite da aziende o fondi stranieri. Un tema di grande attualità. Sono convinto che per il nostro territorio sia importante ricevere, accompagnare, invitare le aziende internazionali, ha spiegato Carraro, legato a questo tema, quello della partecipazione dei lavoratori all'amministrazione aziendale. Non sono contrario a priori, evidentemente il modello tedesco, che è un modello di successo, hanno contribuito a qualche cosa, ma vanno viste le specificità di quel paese. Oggi non vedo che oggi ci sia la necessità da parte delle imprese di aprire a questo tipo di modello. Il numero uno degli industriali veneti è poi tornato sulla proposta della presidente di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana, di creare un soggetto che possa portare alla nascita della Patreve, ovvero di un'area metropolitana che graviti intorno a Venezia, Padova e Treviso. Manchiamo in questo territorio di competitività e di attrazione un po' per questi che chiamiamo i giovani cervelli in fuga, che non trovano più un ambiente per sviluppare anche le loro professionalità. Io più che a una capitale vedo a una diffusione del territorio. Per quanto riguarda poi il dopo boccia, Enrico Carraro ha spiegato come sia in corso il dibattito all'interno di Confindustria anche con gli altri presidenti, e a proposito di futuro non convince del tutto la manovra economica del governo. Vedo alcune poche novità, vedo ancora grandi difficoltà per le imprese, vedo ancora un clima così difficile per chi vuole fare impresa nel nostro paese. Quello che non stanno facendo è costruire un clima sereno nei confronti degli investitori e degli imprenditori. Dopo la pausa facciamo anche un punto sulla situazione smog nella nostra regione. Lo
smog è in allerta rossa su vari punti della regione, per esempio a Treviso, per esempio a San Bonifacio, quindi vedete proprio va longitudinalmente a gran parte della regione. Poi ci sono altre zone dove lo smog è presente in maniera preoccupante, ma magari solo con allerta arancione in questo momento. Per esempio a Padova, Treviso ad esempio decide lo stop ai diesel fino a Euro 4 a uso commerciale. È la prima volta siamo arrivati in questa situazione legata al fatto che la piovosità è bassissima e quindi andremo avanti finché non ci saranno delle condizioni climatiche differenti o non pioverà, e sinceramente non vediamo questa prospettiva a breve termine. 10 giorni consecutivi di sforamento dei limiti di polveri sottili nell'aria e Treviso, come quasi tutti gli altri capoluoghi veneti, innalza i provvedimenti antismog. Scatta l'allerta rossa, con il risultato che la mattina dalle 8.30 alle 12.30 non potranno circolare nel territorio comunale, non solo in centro, anche i mezzi commerciali diesel fino a Euro 4, con intuibili disagi per chi deve lavorare. Sì, sicuramente noi abbiamo cercato di fare tutta una serie di deroghe che consentono le emergenze, ma è chiaro che anche i trasportatori dovranno attrezzarsi per muoversi all'interno del comune di Treviso seguendo e rispettando quelle che sono le normative. Tutte le deroghe e i moduli per usufruirne sono scaricabili dal sito del comune di Treviso, dove sono indicati anche i percorsi autorizzati, quelli che sfruttano la tangenziale e le sue uscite. Allerta rossa che rischia di permanere per almeno una settimana. Nel frattempo, per non aggravare la già pessima qualità dell'aria, anche il cittadino che non si mette al volante è chiamato a fare la propria parte. Attenzione quindi anche all'uso delle stufe a pellet. Usare quando possibile i mezzi alternativi all'automobile, quindi utilizzare il trasporto pubblico o la bicicletta, ma soprattutto ridurre quello che è l'utilizzo al massimo, quello che è l'utilizzo di combustibili alternativi quali legna o pellet, ma soprattutto è divieto di utilizzo di stufe a pellet che non siano a 3 stelle. Provvedimenti antismog applicati al livello di massima severità previsto in ordinanza, dunque. È stato fatto tutto il possibile, anzi è stato fatto di più che precedentemente per trovarci in questa situazione in maniera pronta, però è chiaro che non possiamo combattere contro le condizioni climatiche. Io sottolineo ancora che, visto come si è chiuso la manovra finanziaria che non prevede praticamente nulla per i comuni, soprattutto quelli virtuosi per l'ambiente, ecco, forse qualcun altro dovrebbe sentirsi leggermente in colpa. Le opposizioni della Giunta Giordani, una delle poche di centrosinistra in Veneto, cercano di pungolare in qualche modo il sindaco, lo hanno attaccato in varie occasioni oggi. Curiosamente anche le opposizioni che hanno criticato il sindaco parevano piuttosto incomplete. Padova non sarebbe più la città dei problemi, ma ora è la città delle emergenze. Quasi tutte le forze di opposizione in Consiglio Comunale, assenti Fratelli d'Italia e Gruppo Misto, informano i cittadini che sarebbero in corso dei continui scontri tra moderati e ambientalisti all'interno della maggioranza del sindaco Sergio Giordani, e questo porterebbe a una mancanza di una visione generale della città e a maggiori problemi per i padovani, a cominciare dai parcheggi. L'emergenza parcheggi di sicuro è una di queste, del resto i numeri parlano chiari. Allora ricordiamo i 126 posti auto in piazza Insurrezione, i 112 in via Risorgimento, i 40 in Corso Milano, i 425 in Park Rabin, quelli in piazzale Boschetti 276, e potrei andare avanti a non finire, perché per un totale di meno 1120 posti totali è evidente che oggi serve individuare una risposta. Che si fa poi dei beni di proprietà comunale? Ubaldo Lonardi ha assistito perplesso alla cessione avvenuta, dice, gratuitamente, di un intero padiglione della fiera all'università. È un depauperamento rispetto allo scopo che questi immobili hanno, che questo terreno ha, vale a dire quello di essere promozione del territorio, sia come fiera che come anche altre attività. Viene meno una parte della fiera al suo scopo senza alcun dibattito su questo. E il comune cosa ne ricava? Ma il comune non ricava assolutamente nulla, nel senso che tutto quel terreno l'ha conferito a una società di diritto privato che è Padova Fiera Immobiliare, dove è socio al 49%. Per questa cessione il comune, dice Lonardi, si sarebbe fatto carico, stranamente, dell'imposta di registro, pari a ben 2,5 milioni di euro. Pomi di ottone e manici di scope, invece in questo caso l'ottone valeva 50.000 euro,
non c'erano scope, c'erano i carabinieri che cercavano di fermare i ladri, ma sono stati anche speronati. Il colpo da 50.000 euro in bobine di ottone era quasi del tutto riuscito, ma i carabinieri di Albignasego lo hanno sventato. Dopo una segnalazione di un furto in corso domenica sera in una ditta della zona industriale, la Antoniana Minuterie, i carabinieri hanno notato poco vicino in via dell'Artigianato un furgone che avanzava a fari spenti. Gli si sono schierati davanti con la gazzella, ma il conducente, anziché fermarsi, ha puntato verso l'auto dei carabinieri per speronarla. Gli agenti hanno dovuto farsi da parte e si sono messi all'inseguimento. I ladri, sentendosi braccati a bordo di un automezzo lento per il pesante carico, poco dopo sono scesi dal furgone e sono fuggiti a piedi. Non si sa quanti fossero e non erano riconoscibili, ma i militari di Albignasego sono riusciti ad acciuffarne uno. Si tratta di un 44enne di Prato, Aleksandro Alilovic, con molti precedenti per reati contro il patrimonio e molti alias. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il furgone, carico di circa 50 quintali di ottone, è risultato rubato nel pomeriggio di domenica a una ditta di Campodarsego. I malviventi erano entrati nell'azienda forzando una porta di servizio e con un muletto avevano distrutto e abbattuto il grande portone d'ingresso del capannone. Avevano caricato sul furgone le pesanti matasse di ottone grazie a un altro muletto dell'azienda derubata. Furgone e refurtiva verranno restituiti nelle prossime ore, mentre l'arrestato si trova già al Due Palazzi di Padova. E cosa ne pensano i trevigiani del fatto che vengono multati per ben 400 euro i possessori di cani che lasciano le deiezioni canine in strada? La maximulta elevata al 59enne trevigiano che non ha raccolto i bisogni del cane ha fatto discutere in città. 400 euro sono tante secondo alcuni, ma poi il coro è unanime. È giusto così, bisogna che la gente abbia più senso civico. Sì, è un po' eccessivo, cioè certamente il regolamento c'è, quindi andrebbe rispettato. È giusto e non dovrebbero darne anche di più perché le persone sono molto incivili. Ma sui soldi quello magari si può discutere, però è giusto. Cioè, uno ha un cane, ha delle responsabilità. Dobbiamo dire che in città c'è una signora che quando porta a passeggio il cane è abituato, che aspetta un attimo e mette sotto un foglio di giornale per non sporcare le piastre. È bellissimo educare un cane a fare anche questo. Sono tanti soldi, però basterebbe che cominciassero a multare, cioè in realtà non serve neanche così tanto perché poi quello poveretto è stato preso come capro espiatorio, però effettivamente sulle mura non si camminava più. In estate poi, dicono i cittadini, la situazione peggiora. Ben vengano le multe per chi non rispetta le regole. È giusto e che serve anche da esempio, insomma. Giustissimo, tanti però giustissimo. Sono perfettamente d'accordo. Io ho sempre raccolto. Sono tanti soldi, ma io per esempio ho appena raccolto quello che dovevo raccogliere e l'ho eliminato. Oddio, 400 euro sono tanti. Da un lato esistono comunque i sacchettini, quindi se uno ha un cane e lo porta fuori per il centro città deve sapere che deve raccogliere i suoi bisogni, insomma, per civiltà e per rispetto nei confronti di tutti. Giusto, insomma, uno c'ha il cane, me compreso, e si tira su, si fa così. Io farei il doppio. Per quanto riguarda invece le altre notizie dal Veneto, dopo la pausa. Nella lunga e complicata battaglia sull'autonomia c'è anche quello su chi dice cosa a proposito di vincoli paesaggistici. Il casus belli, insomma la goccia che fa traboccare il vaso, in questo caso il Comelico, e anche qui c'è un nuovo attrito tra la Regione Veneto e lo Stato. Siamo convinti che i vincoli paesaggistici posti appunto tra il Comelico e la Val d'Anziei dal Ministero siano vincoli posti, ma sono competenze della Regione, per cui c'è un'invasione di campo, definiamola così tra virgolette, da parte del Ministero. Non siamo dei guerrafondai, ma dobbiamo difendere i nostri territori. Se lo Stato invade il campo e le competenze, la battaglia sarà anche davanti alla Corte Costituzionale. Il governatore Zaia l'aveva annunciato quando la bufera era scoppiata negli ultimi mesi del 2019, ora è ufficiale. Il caso dei vincoli paesaggistici imposti con un decreto dal Ministero dei Beni Culturali nel territorio tra Comelico e Val d'Anziei diventa battaglia legale e con un passaggio in più, un doppio ricorso.
Abbiamo dato mandato alla nostra avvocatura di ricorrere non solo al TAR, come faranno i comuni e gli altri coinvolti, annuncia il governatore, ma anche alla Corte Costituzionale. Invasione di campo intollerabile dunque per la Regione e non solo, visto che in questi mesi a rivoltarsi erano stati pure i comuni e le categorie economiche, perché quei vincoli hanno una conseguenza concreta. Significa non poter più realizzare l'impianto di collegamento, detta proprio in soldoni, tra il Comelico e la Valpusteria. Collegare il Comelico con la Valpusteria dal punto di vista sciistico, di carosello sciistico, significa offrire un'opportunità a tutta la parte del Comelico che oggi non ha. Capisce anche lei, capiscono tutti, anche i non esperti di montagna, che se il Comelico avesse un collegamento alla Valpusteria diventerebbe ancora più attrattivo e potremmo anche far fronte a quello che oggi è il vero dramma del Comelico, che è lo spopolamento. In ballo ci sono i mondiali di sci 2021 e le Olimpiadi invernali 2026, appuntamenti troppo importanti per la montagna bellunese, che paradossalmente solo sabato scorso ha visto inaugurare dal ministro Federico D'Incà, assieme ai vertici della regione e della provincia, la Freccia nel cielo, nuova cabinovia di Col Druchet sopra Cortina. Quei vincoli allora fanno ancora più arrabbiare la regione, anche perché, spiega Zaia, il collegamento Comelico-Valpusteria è un'opportunità. Io penso che sia anche un buon punto di equilibrio tra la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente e quello che poi significa anche mantenere la presenza dell'uomo nella montagna. La montagna senza uomo non può vivere e l'uomo senza montagna è in egual misura. Un sindaco che assume un ex sindaco dello stesso partito nella propria segreteria. La vicenda ha un che di paradossale e accade a Bassano, le opposizioni insorgono. Con un'interpellanza ufficialmente protocollata, l'intera opposizione di Bassano chiede al sindaco Elena Pavan e al presidente del Consiglio Comunale di fare chiarezza sull'assunzione dell'ex sindaco leghista di Pozzoleone Giada Scuccato, assunta proprio nella segreteria del sindaco con un insolito contratto con un'agenzia di lavoro interinale. In particolare, le opposizioni chiedono alla Pavan quali siano le esigenze contingenti ed eccezionali di natura organizzativa, che pare si poggino principalmente sul ruolo del sindaco all'interno del direttivo nazionale dell'ANCI. Chiedono quindi se, appurato che la sindaca non è membro del direttivo dell'ANCI, non vengano a meno le caratteristiche di eccezionalità su cui si poggia la scelta di ricorrere alla somministrazione di lavoro temporaneo. Se questo poi costituisca a giudizio della sindaca motivo di illegittimità dell'atto amministrativo e se di conseguenza si profili anche il rischio di danno erariale per la spesa di 41.000 euro all'anno per questo contratto a spese del comune. C'è da notare che un concorso per la categoria D1 al comune di Bassano, quella per cui è stata assunta Giada Scuccato, aveva visto nel 2018 partecipare proprio l'ex sindaco di Pozzoleone. Nella graduatoria definitiva, che vede una lista di 6 persone, l'attuale membro della segreteria della Pavan però non compare, quindi non aveva vinto il concorso. Ora, per la categoria D1 istruttore direttivo amministrativo, è arrivata comunque anche la stessa Scuccato. Le opposizioni ora chiedono se tutto sia nel territorio della liceità. La città in generale può però chiedersi liberamente se tutto ciò sia nel trasparente territorio dell'opportunità. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, oggi era in Olanda, a Otterlo, assieme a Marco Goldin in Olanda, dove ha sede il Kröller-Müller Museum, dal quale provengono e proverranno molti dei prestiti della grande mostra evento Van Gogh, i colori della vita, che aprirà in ottobre al Centro Sagentano di Padova. A Padova saranno esposte 125 opere, una settantina delle quali dal museo appunto di Otterlo, che con il Van Gogh Museum di Amsterdam contiene il maggior numero di opere del pittore. Di Van Gogh saranno presenti 40 dipinti e oltre 40 disegni. Invece altri capolavori, ma di natura diciamo così agricola, sono i fiori del radicchio che sono in festa, alla festa del radicchio, con il 7° concorso anche per le scuole primarie di Mirano. Non si fa futuro se non c'è un passato, non c'è un ricordo. E quale migliore interlocutore se no le pro loco del nostro territorio? L'appello del vicepresidente regionale soprattutto ai giovani nella piazza di Mirano per la 23esima edizione della Festa del Radicchio.
Un appuntamento importante per il territorio sia sotto il profilo enogastronomico e turistico, ma soprattutto economico, guardando alle tante aziende agricole. La giornata di oggi è inserita nella rassegna di fiori d'inverno che è con la strada del radicchio, del quale Mirano è uno dei comuni protagonisti, che poi porta sistematicamente anche gruppi di turisti. Agricoltura che con il radicchio e il vino mette il Veneto in prima posizione tra le regioni italiane. E quindi su questo dobbiamo continuare, ma soprattutto c'è un veicolo che è questo, della promozione turistica, della conoscenza. Abbiamo un turismo in Veneto che rappresenta 18 miliardi di fatturato, prima azienda in Veneto. Abbiamo 30 milioni di turisti che arrivano nelle nostre spiagge, da Rosolina a Porto Tolle e Portoviro fino a Bibione. Questi hanno bisogno di conoscere, di capire che non c'è solo un litorale, non c'è solo una spiaggia, ma c'è un entroterra ricco di sapere, di storia, di promozione, ma soprattutto di enogastronomia. Anche se dalle associazioni degli agricoltori l'auspicio è stato per un 2020 meno penalizzante rispetto all'anno appena trascorso. Spero proprio che l'agricoltura, che è un perno della nostra vita, della nostra economia, prima o dopo riesca ad emergere dal pantano in cui si trova in questo momento. Protagonisti i bambini con i tanti lavori per raccontare il radicchio ma anche il suo territorio. Per la cronaca il primo premio dei tanti messi in palio dalla C di Venezia è andato alla scuola Dante Alighieri di Milano con questa installazione. Bambini che anche così imparano a conoscere e apprezzare il radicchio. È buono col burro. È buono col burro? Sì. Sei sicura? Sì, lo mangio sempre. Ognuno appunto lo mangia come vuole. Grazie per averci seguito e una buona serata.